Una conferenza permanente sul tema della disabilità è sicuramente importante, direi addirittura fondamentale. Oggi abbiamo sentito parlare molti autorevoli ospiti delle istituzioni e da questo punto di vista credo che sia importante anche il riferimento a quelle che devono essere le politiche che prendono il ciclo della vita delle persone, dei disabili e li devono accompagnare in tutto il percorso. Il fatto che ci sia nella nuova legge, quindi nella riforma che entrerà strutturalmente in vigore dal 1° gennaio 26, ma già sperimentalmente dal prossimo anno, il fatto che ci sia una presa in carico a tutto tondo, a 360 gradi delle persone, significa anche che noi come istituzioni, come enti, dobbiamo altrettanto farci carico e interagire. Quindi una conferenza permanente come quella di oggi credo che sia un punto importante non solo di partenza e di arrivo, ma di costruzione di quelle che sono le politiche. E come INPS ovviamente sentiamo la responsabilità anche in qualche modo del tassello iniziale, cioè quella dell'identificazione e della certificazione delle condizioni di disabilità, soprattutto diciamo, dal prossimo anno, non solo da quest'anno. E in questa prospettiva forse una riflessione e magari portare all'attenzione del tavolo permanente anche il tema degli organici, della sanità, dei medici, un tema che sentiamo come INPS critico, che sicuramente Regione Veneto vive dal suo punto di vista in maniera ancora più ampia, ma su cui forse è importante riflettere proprio per consentire effettivamente che le politiche che devono entrare in vigore dal prossimo anno e strutturalmente da quello successivo possano effettivamente avere tutte le condizioni per essere messe in campo. Quindi io credo che sia un momento importante e assolutamente positivo e costruttivo.